Buonasera a tutti, visti TV, e canale di oggi di Kimbe, de Lampatas, dua missa e 20 Kimbe. Bene, colamo subito a dare la solita baita tedda a Sadie, come si presenta, dai Manzano, che è già al deck, e si presenta da voi. Questa nube si pare ne proiettata, si spinta da verso quest'ala, l'ombelina dai palagnette da verso quest'ala, e sono una sa su quello questa figura pare fatta da un pittore, insomma, pare fatta a striatura già di nuvole. Ecco, questo è un campo più stretto, e si vede no, che pure questo effetto. Il non ha raso a vallo, non l'ha posto perché nella saldecchia, ma in effetti non ha fatto però. E addirittura tra 90% di probabilità di provare, ma non va proito che l'ho calcolato tutto sadie verso la strese, essa stresa sa schimbe su 20% probabilità che provata ma quindi se non va provito come su 90% pensa che un pacco dopo crasa no, la temperatura amo 29 gradi al massimo 6 gradi al minimo. Oie, cioè crasi invece 30 gradi al massimo, da 7 minimo, sole preno tutto usadie. Bene, cominciamo con un toccamento della scrittura, benennito Sebastiano Giovanetti de Carolis, a Sumunno in terra sarda loco vizzicheso. Buona sorte e buona fortuna Sebastiano e augurio il meta a sa mamma Roberta de Carolis e a suo babbo Oreste Giovanetti che ne sia sempre manninoso e dizzoso augurio a suo manneggio Mustiano e benennito Sebastiano che poi piano piano ad applicare il nome di Bustiano è il nome del manneggio tuo. Esichimoso purtroppo che non ho toccamento e dolo, ma onore tocca di vacca a tutto, in Budusò 80 anni, siete il morto Michele Tilocca, ex carabinieri che ha fatto servizio pure in bici, marito di Grazia Pira, del Sol de Supara, babbo del Gavino, Paolo, Giovanna, Sandra e del suo beato del Francesco, che è morto in un incidente. Desinterro non si schigalo. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutto da parte dei Bizi TV. Lamentamos tutto, miche cannesi, bello, cioè insomma, ma tu di una certa importanza fisica, insomma, carabinieri in bici. Andiamo davanti scritto stoccamento, toccamento bracciale a Zappati in soccorso, corso Vittorio Veneto, numero 243, chi è l'ha perduto, Kirket a Valentina Bazzo, Soggio, vado scritto Sozio, ma è Soggio, lo correziamo, va bene, andiamo da innanzi, ecco, insomma, sta nella fotografia, adesso asfalto camposto in certo loco roschi l'hanno colato ultimamente. Canoni sterzata a rotta al firma bilassa biacche su osso. Ecco qua. Cosa sono tutti locos in un la macchina l'hanno sterzato a rotta al firma. Non si vede che bisterzano biacche con un osso nuovo. Cioè praticamente hanno fatto più danno che non altro con l'anno questo asfalto. Che poi costa non mediare e è più difficile di mediare l'asfalto che prima. Questo è veramente un problema, che questa è una prazza, ma tutte le prazzas che sono in questo cammino sono di voi. Cioè non vi girano questa macchina, non si vede che la girano abbia che un osso. Ecco qua, ecco, di voi. Questo è un bel asfalto che hanno posto in bici, prossa amore Dio, siete. Cioè veramente una truffa totale, totale. E non solo una truffa, ma un danno che questo non è asfalto, questa è terra impastata da gai che impacco asfalto, che impacco bitume e praticamente è un travaglio non solo del Badasa, ma pure pericoloso, cioè dannoso. Bene, poi ieri scoperto per caso che hanno fatto un murale
Noisco in piazza di chiesa questo murale e non mi hanno comunicato nulla e io come ne do toccamento poi a andare alla baitare, ad ammirare, insomma, poi anche un servizio, un, un pacco pulveneato di questo, che questa è una fotografia che mi hanno inviato piccando da internet. Noi a chi è dedicato questo murale che non me l'hanno nato, però dopo anche una chirca, insomma, andiamo a fare dare prosa a lungo. Comunque complimenti a sull'artista della Chibana travagliato. Io pure avrei scritto di prosa, se mi hanno nato qualche cosa, ma che renare schino è importante, non me l'hanno nato, non è importante all'onare a BCTV. Va bene, andiamo da innanzi. Giornata in memoria di Rina Lattu, domenica 8 giugno, ore 10:30, Bitti, piazza dei donatori di sangue, che sta in Gurumuru. Un bello onore a Rina, ha meritato, una persona che si spesa veramente pro sosateros, non fa idea di altro se non da sosateros, insomma, adesso scaiana a bisogno. Con onore e ammento Porina. Allora, praticamente l'orario 10:30, sì. Allora, andiamo da innanzi e facciamo un evento che batta in Lugola, Pippineggia, studio per una possibile riscrittura di Pinocchio, esito finale di laboratorio teatrale, conduzione del laboratorio regia Antonio Marras, di e con Maddalena Congiu, Teresa Loi, Annalisa Monne, Piera Murru, Piero Piras, Nino Porcu, Ivana Sanna. Lula, 7 giugno 2025, Biblioteca Comunale Viale della Repubblica, ore 20. Un bel evento questo organizzato da Duo Scorol, Società Cooperativa Sociale Ollos, che scusa chi c'è, siete pure sul centro, però un po' chi ne ha bisogno, insomma, un centro di assistenza, un po' chi ne ha bisogno. Andiamo a pagina del suo giornale e diamo il diritto a questa cosa che per sprovvizi, una giornata per Rinalatu, donatrice dal cuore d'oro. Ad un anno dalla sua scomparsa, la sede Avis di Bitti organizza per domenica 8 giugno alle 10:30 in piazza Donatore di Sangue una giornata in memoria di Rina Lattu. Attiva nel mondo del volontariato, aveva fondato la sede Avis, non solo insegnante, da sempre dedita alla promozione delle donazioni di sangue, aveva profuso il suo impegno al vertice della sede provinciale di Nuoro. È stata vicepresidente regionale e vicepresidente di quella nazionale con delega alla scuola e ai giovani ai quali era rivolto il suo impegno associativo per buona parte della sua vita e che grazie al suo carisma sono diventati donatori in un numero sempre crescente. Il ricordo di Rina Lattu rimane vivo nel cuore della sua comunità e in quello delle associazioni che l'hanno conosciuta, a dimostrazione del suo impegno civile continuato anche durante i mesi in cui la malattia non le aveva lasciato scampo. L'ho intervistata io Parizia Díaz fino al dopo malaida. Andiamo a Orone, in Orone mi piace questa cosa, questa poesia, allora, adesioni entro il 20 giugno, riscoprire i luoghi e le tradizioni delle origini, riappropriarsi della storia e cultura legate ai luoghi di nascita. È il senso del concorso di poesia indetto dall'amministrazione comunale di Orune, in collaborazione con la biblioteca Antonio Pigliaro, Poetas Emigrato. E il titolo dell'iniziativa finanziata dalla Fondazione Sardegna che ha per oggetto Attesu, lontano, veramente scritto una T, ma comunque è alla sua terza edizione, è aperto a tutti i poeti sardi, anche ai non residenti nell'isola. Gli elaborati inediti dovranno essere espressione delle varianti in lingua sarda presentati in 5 coppie, cioè praticamente non sono iscritte, come li parete, e anche una variante sua.
In scuola 40 episodi in pochi mesi avevano creato un clima di terrore nella cittadinanza, 2 arresti per fermare la paura. Attentati, minacce, intimidazioni, immanete, Dario Tuveri e Luca Venale. Andiamo innanzi, burocrazia in carrozzina, si tratta di una insegnante che è stata disabilitata da insegnamento che è inabile alla sorveglianza attiva. Insegnamento negato alla docente malata di sclerosi multipla. Ma cosa che non deve succedere? Mahmood sarà cittadino di Orosei, sì unanime del Consiglio Comunale. Il cantante riceverà il titolo onorario, dà lustro al paese e a tutta l'isola. Beh, certamente, siamo stato canto, amantioso di Mahmood. Fava ha una ricetta per la Sardegna, però prima dobbiamo vedere sull'articolo che beh prima. No, vabbè, non bessa pagina, vabbè. Un attimino, Ecco qua, l'isola delle pensioni da fame, l'85% non supera i 1.000 euro. I dati di CGIL e CILS alle donne assegni inferiori rispetto agli uomini. Vabbè, abbiamo fatto la chirca, ai di sicuro. Quindi 85%. Gli over 65 tra case di proprietà e badanti. Oggi gli anziani sono un pezzo chiave del welfare, ma anche dell'economia. È chiaro che in qualche maniera devono assicurare assistenza. Sia chiaro, i pensionati sono tutt'altro che un peso per le nostre società. È con questa premessa che i sindacati confezionano un appello a Regione e Governo per sollecitare non politiche spot a sostegno del potere d'acquisto dei trattamenti in quiescenza, ma interventi a lungo termine. Inoltre, musei danno questa soluzione prospettata dai Custufava. L'avvocato esperto di diritto di lavoro partecipa ad un convegno di Confcommercio. Fava ha una ricetta per la Sardegna. Serve la rigenerazione produttiva, una bella formula, rigenerazione produttiva. Il presidente INPS oggi a Cagliari. Non siete solo una terra di pensionati. Assicura che i conti dell'INPS sono in ordine e guarda al futuro con fiducia. Da tecnico, avvocato esperto di diritto del lavoro, Gabriele Fava, a capo della previdenza sociale dalla primavera del 2024, vanta un curriculum di rispetto. Docente a contratto alla Cattolica, è stato commissario di Alitalia nel percorso che l'ha privatizzato in ITA e vicepresidente del Consiglio di Presidenza Corte dei Conti. Oggi alle 18 sarà a Cagliari, nella Sala Cano di Confcommercio, in via Santa Cilla numero 6, per il convegno di Confcommercio su pensionati, previdenza, quale futuro ci aspetta. Allora, in queste ore il lancio dell'INPS per i giovani, rafforzare la previdenza, il primo scale di mano non ci interessa, può pensare a salari, uno studio recente, pensioni erogate in Sardegna, qual è l'ammontare, l'età del pensione, quanti assegni, in una Sardegna segnata da crisi industriale e difficoltà nell'edilizia. Cosa serve? Serve un patto territoriale per la rigenerazione produttiva. L'INPS è pronta a fare la sua parte. Dati, analisi, supporto tecnico da parte dell'INPS, ma serve una visione integrata tra istituzioni, imprese e terzo settore.
digitalizzazione e intelligenza artificiale incidono sul servizio INPS, possono fare la differenza. Oggi tutte le 450 prestazioni INPS sono digitalizzate. Le 41 più utilizzate sono disponibili anche sulla nostra app INPS mobile, del tutto rinnovata. Ecco qua. E queste sono la cosa. La Sardegna è davvero un'isola di pensionati? L'indice di dipendenza degli anziani è più alto rispetto al dato nazionale, attestandosi al 43%. Tuttavia, dai dati della popolazione residente al 1 gennaio 2024, nell'isola il numero di residenti di età fino a 20 anni è pari a circa 240.000 unità, superiore a regioni come l'Abruzzo, la Basilicata e il Friuli della Liguria. Vabbè, quindi non siamo gli ultimi, meno male. Andiamo da innanzi e vediamo le todde. Todde gradimento al 37%, ma è scontro sui dati. Il M5 Stelle meglio dei predecessori, l'opposizione bocciata dai sardi. Narata. I numeri. Todde è in mezzo alla classifica. Per lei oggettivamente non va né bene né male. L'interpretazione del sondaggio da parte dei due schieramenti opposti in Sardegna è in chiaroscuro. Il risultato diventa pessimo per il centrodestra ed è ottimo dal punto di vista del campo largo, eccetto PD e progressisti che non si pronunciano, cioè Cale Campolargo, quindi Campo 5 Stelle. Le indagini di quest'anno sono state condotte nel periodo tra il 5 marzo e il 16 maggio, quindi a circa un anno dall'avvio della legislatura, subito dopo le elezioni di fine febbraio 2024. Sempre secondo SVG, il 37% è il dato più alto registrato negli ultimi 12 anni in Sardegna, escludendo gli anni 2020 e 2024, nei quali l'indagine non ha riguardato l'isola. Secondo questa rilevazione, dal 2013 ad oggi il 37 di Todde supera il 33 di Cristian Solinas, Masibesta Curzianne, nel 2021 il 30 di Francesco Pigliari, pensate un po', Pigliari, e il 25% di Ugo Cappellacci. La coincidenza, qualche giorno fa, commentando la sentenza del Tribunale Civile che ha respinto il suo ricorso contro l'ordinanza di ingiunzione, Todde aveva dichiarato di non aver mai pensato alle dimissioni e che sarebbe stata disposta a fare un passo indietro solo se avesse riscontrato la mancanza di fiducia da parte dei sardi. Arrivata. La risposta tanto attesa dalla Presidente è arrivata, dice ora il capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzo. I sardi non credono in lei, ben il 63% l'ha bocciata. Dopo appena un anno di governo si trova a 2 punti dalla zona retrocessione. L'M5 Stelle è ovviamente una visione opposta. I sardi premiano la leadership di Alessandra Todde che ha raggiunto il record del 37%, che la consacra come la presidente più amata dal 2013 a oggi. Pensando Porco di Orizzonte Comune è la presidente che più di ogni altro ha saputo conquistare la fiducia dei cittadini. Oiaia, oiaia, oiaia. Pressing, ma Truzzo insiste. Ora la Presidente dovrebbe prendere atto della scarsa fiducia dei sardi e dimettersi. Sul tema, dice la sua, anche il deputato di Forza Italia ed ex governatore Ugo Cappellacci, dopo un anno di presidenza, il mio consenso, come riportato dal Il Sole 24 Ore, dell'epoca era del 47%. Se Truzzo ribadisce la necessità di dimissioni, il vice capogruppo di Fratelli d'Italia, Fausto Piga, chiede che Todde si limiti all'ordinaria amministrazione e alle urgenze improrogabili. E vabbè. E poi, chiaramente. Andiamo da innanzi su questa questione, battate l'articolo oppure poi lo vediamo. Liste d'attesa, conferme via SMS, chiamate dirette, cioè
in modo tale che sì, uno non vi deve tornare pruso libera tesalista. Piano per accorciare i tempi delle visite, verifica a ridosso degli appuntamenti, cioè verificano a chi uno bianco e cadono sull'occupanti liberato. Più multe crescono gli incassi dei comuni. Nei 6 centri più grandi dell'isola, sanzioni per un totale di 10 milioni di euro, cioè praticamente dovremmo rispurpare l'azienda pure che sa il multa. Todd promossa dal 37% dei saldi, promossa, è bocciata dal 63%, undicesima tra i presidenti della regione, quindi metà classifica tra i presidenti della regione, ma dopo un anno. Allora, vediamo se bisogna usare. Caleste il presidente Pruso per Venezia Giulia. Non binata, tra i presidenti. Tra i presidenti delle regioni, cioè italiana. Il PD nazionale blinda la governatrice. La chiesa il PD nazionale. Ma tra i Dem sardi crescono i malumori. Slitta di qualche settimana l'elezione per la successione di Comandini, cioè Comandini è nella baracca che sta appunto a sconzare e quindi non che muovere dal segretario, figurati. Addio a Nicola, il Cagliari ha già voltato pagina, cioè praticamente l'allenatore lo cambiano. Aggiorni l'incontro con Vanoli, favorito per la panchina, più sfumato Pisacane e c'è un Mister X pure che si scampia e quindi metta probabilmente allenatore a essere Mister X. Decreto sicurezza, ok, del Senato, tensione in aula, si sfiorano le risse. Cioè, hanno approvato la legge, decreto sicurezza e quindi siamo in regime di polizia. Opposizione contro i colpi di fiducia del governo. Calenda all'attacco, cioè devi tu porne sa fiducia, che non intanto sicuro chi poteva colare, chi subito, sappiamo. No, cioè questo hanno votato la fiducia, sì. Il delibera definitiva alla conversione in legge del decreto sicurezza arriva in Senato dopo una mattinata di tensioni. Prima le proteste di PD, M5 Stelle e AVS con i senatori dei tre partiti seduti al centro dell'aula di Palazzo Madama a simulare una di quelle manifestazioni non violente che il decreto punisce con il carcere. Praticamente come a fare una manifestazione, a bloccare temporaneamente un camion o così via, a Vinasa, come abbiamo fatto noi sposa sparageolica, praticamente si rischia da batoranno di galera, proprio regime di polizia, regime fascista. La seduta che si è appena aperta viene sospesa e su richiesta delle opposizioni si va in capigruppo dove i partiti di minoranza chiedono lo slittamento del DL per la separazione delle carriere. La decisione nel merito verrà presa stamattina, mentre in aula iniziano le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza. Il clima resta teso con il leader di Azione Carlo Calenda che critica la maggioranza perché non si introducono reati penali con la fiducia, ma bacchetta anche lo svuoto delle opposizioni. È esattamente quello che vuole la destra e vi dico che in questo modo continuerà a governare questo paese la destra. Anche Matteo Renzi con i V prende le distanze un po' da tutti. Ho una visione diversa del dibattito parlamentare, ma la mia indignazione è un punto senza ritorno. In effetti pone sa fiducia in decreto penale è veramente un'azione di carattere fascista
Putin chiama Trump e il Papa. Putin come ste a Mamma Micheglio, che hanno bombardato l'aereo sul ponte suo e quindi come sta telefonando. Ma anche a destra, guerra in Ucraina, lo zar rifiuta di parlare con Zelensky. Cioè, Zelensky non è stabilitato a bombardare, è stabilitato Putin a bombardare. Quando bombarda Zelensky sono atti del terrorismo, quando bombarda invece Putin sono atti umanitari. La pace in Ucraina, che è o carne che il governo dai su Ucraina, il governo nazista. La pace in Ucraina non sarà immediata. La missione di Donald Trump che certifica quanto già arriva chiaro dalla situazione sul campo e dall'esito dei colloqui di Istanbul. È giunta in un post sul suo social Truth dopo una nuova telefonata con Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un'ora e 15 minuti. Abbiamo discusso dell'attacco agli aerei russi da parte dell'Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti, cioè da Indonana, però attaccano strumento di guerra. Adesso tra la attaccano la gente e buchiano. La gente in casa di guerra non singene strumenti aerei, a quanto pare, singene Ucraina sente e anche terrore come interfacchenne sono israeliano. In Palestina il DL sicurezza e legge, rissa sfiorata in Senato, Meloni passo decisivo, certo passo decisivo. In rendere un popolo suddito, ubbidiente. Referendum incognita quorum, no? Che pure questa guerra che è diventata post politica che non del diritto, ma comunque è il diritto in questo referendum bisogno, diritto di essere lavoratore, diritto di essere minoranza, di essere immigrato e dunque sono diritto, è sul diritto, a sul diritto non si può tenere chi no. Dazi, Trump, Londra, Xi è duro, difficile trattare. Primo vertice tra USA e UE, nessun riflesso per ora sui mercati. Cioè, in pratica Trump pure mi pare che siete giranne a maniera revessa e sicuro come te sondaggio non stanno tanto bene. La Croce Rossa, Gaza è un inferno, è proprio un inferno. Poi questo spoverito, chi non hanno manquite manicare. La Gran Bretagna ferma le intese commerciali con Israele, un'azione concreta. Putin parla con il Papa Leone XIV, ma la pace non sarà immediata, ma che si deve vendicare che l'hanno guastato gli aerei. E anche Kiev considera le condizioni di Mosca inaccettabili. In questo abbiamo terminato questa nuova di oggi e non diamo l'appuntamento torpa a casa. A mentre vedere di buona tutto da Bizzi TV.